Calcio a 5 in crociera. Da oggi il calcio si gioca in nave. Dal Terminal di Venezia la nuova nave della MSC Crociere, Poesia, porterà in viaggio dal 13 al 20 settembre il primo torneo di calcio a 5 lungo le coste di Grecia, Turchia e Croazia. Io credo sia un'iniziativa estremamente interessante, proprio perché unisce in quei due esigenze, quella di fare sport, quella di divertirsi, di fare una crociera. Sia le crociere che il calcio a 5 poi sono in enorme espansione e quindi il connubio tra queste due richieste non poteva che avere un enorme successo. Credo che lo sport si debba aprire ad avventure del genere, anche se possono suscitare qualche perplessità su chi intende lo sport nel modo più classico, ma oggi lo sport sempre più non è soltanto agonismo, risultati, ma è proprio vivere la vita in modo piacevole, in modo sano. Quasi nada. Jamais utilisé de toda escala, não fino, não soube nada. De nada, eu voltei, minha nota, como volto pra você. Vou contar come a minha. La parte significativa è lo sport e tutto il messaggio che deve dare lo sport appunto nel suo insieme, quindi non poteva non esserci la nostra presenza. A noi interessa poi che attraverso questo messaggio ci sia sia un messaggio sportivo e quindi che fa bene alla salute, ma anche indirettamente comunque tenere presente che c'è il Veneto e quindi una promozione del Veneto in questa settimana di crociera collegata con lo sport senz'altro è un motivo e un'occasione per far conoscere comunque la nostra regione. Da un'idea tra amici di cambiare il calcio a 5 al di fuori del solito campetto sintetico paesano. Abbiamo deciso di cambiare qualcosina, unire la vacanza allo sport. Il torneo è organizzato in grande stile, con molti premi, visti gli sponsor che abbiamo in seguito. Abbiamo 2 squadre dalla Sicilia, una da Brescia e alcune squadre della zona nostra locale, Venezia, Treviso, Padova, San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti e Citra. Siamo felicissimi, abbiamo avuto circa 200 persone al seguito, pertanto speriamo vada tutto bene, che sia di gran divertimento. Durante la conferenza molti amministratori e responsabili nell'ambito dello sport hanno espresso soddisfazione per questa nuova iniziativa. È una grande novità e devo dire anche una cosa molto curiosa e originale. Siamo molto felici infatti che una squadra del Comune Cavallino Treporti, il team Rosso di Sera, partecipi a questa iniziativa così importante. Direi che è un'iniziativa che effettivamente è bellissima, soprattutto su una nave splendida così, e penso che questo valga per il nostro territorio, ma non solo il nostro territorio, anche la situazione nazionale, perché lo sport deve integrarsi anche con il turismo. È sicuramente qualcosa di entusiasmante che dà spettacolo, perché portare il calcio in crociera penso che non sia una cosa facile. È un'esperienza direi esclusiva in qualche modo, perché mette insieme sport, cultura e relax. Credo che sarà una bellissima esperienza e mi auguro che ci divertiremo un mondo. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só, fica sempre sem nenhuma.